un pivot che però tira moltissimo, il contropiede del Roseto, subito Pieri, 2-0, e sentite il pubblico di Roseto. Quintetto di Roseto il solito, Dell'Agnello, Pieri, Martigno, Griffin e Jamal Johnson che va a cercare Pieri. Pieri va a aiutare, scusate, su Pell, mentre avrà il suo bel da fare, il 2 metri scarsi Jamal Johnson che cerca di marcare d'anticipo. Vedete subito il raddoppio, molto bello, ha dato fastidio Roseto, non sono riusciti a servire Pell. Subito Martigno, situazione sbloccata già dal canestro di Pieri che chiama palla, marcato da Forti. Pieri cerca di stoppare in due, stoppata di Morena, ma rimbalzo c'è Jamal Johnson, canestro prendendo bene il tempo a Pell. 4-0 per il Roseto che deve rispondere dopo la sconfitta con il Pozzuolo in casa, che però non ha levato un terzo posto di grande onore per il Roseto. Forti con Fumagalli, Morena, Bucknall e Pelle, il quintetto del Fabriano all'attacco alla destra dei teleschermi. Subito riceve Bucknall, grandi statistiche per lui, gioca molto, stoppata dell'Agnello, va a tirare Morena da fuori, sbaglia, il rimbalzo del capitano del Roseto che apre sulla metà campo per Griffin, chiamano un'inversione che secondo me non c'era, anche se per pochi centimetri. 0 Fabriano in attacco, palla in mano, 4 Roseto, ottava giornata di campionato, 6 vittorie, 2 sconfitte per Roseto, 2 punti in meno Fabriano. Oggi partita decisiva a Pesaro fra la Scovolini, 3 sconfitte in trasferta, ma una delle due squadre che non ha ancora perso in casa. Fumagalli da 3, sbaglia il 66 di Scuola Canturina, il rimbalzo però di Morena che si dice che non ne prenderà molti in partita, va a sbagliare Bucknall, salta tantissimo Pelle ma devia una mano rosetana in contropiede. Pieri se ne va, assist per Jamal Johnson che fa saltare Morena, va a tirare ma dopo il tiro cade pesantemente Morena. 2 tiri liberi per Jamal Johnson. Morena arrivato prima del derby Zara Iesi, vinto dal Fabriano in casa di 2 soli punti qualche giornata or sono. Iesi l'ha lasciato libero e Morena ha subito approfittato dell'offerta del Fabriano, che naturalmente deve compensare una situazione particolarmente strana in queste giornate, visto che la dipartita, anche se momentanea per problemi al ginocchio di Cambridge, hanno portato Robinson, un giocatore che ha giocato qualche giornata in Germania l'anno scorso in una squadra poi fallita, scusate, questa era Mulvey, ma Robinson giocava in Inghilterra, anche se con percentuali abbastanza scarse, ha giocato queste 3 partite ma non ha grande minutaggio. Forti si difende bene col corpo, sbaglia, rimbalzo è lungo e di Martigno, contropiede, 3 contro 2, Martigno bene, Griffin dentro, 0 Fabriano, 7 Roseto. Partenza terribilmente efficace per la formazione abruzzese, la squadra che dovrebbe avere sempre più credito in tutti gli organi di informazione, dovrebbe meritare per l'interesse che ha e il pubblico che ha pagine ben superiori, malgrado ci sia sicuramente un buon seguito. Fabriano continua a non segnare, palla in attacco di Morena probabilmente, ma si resta in difesa. Vediamo la segnalazione, pallone 15 Jamal Johnson, resta più 7, time out immediato per lo Zara che non è riuscita ancora a trovare la via del canestro dopo 2 minuti e 17 secondi. Dicevamo, ha dovuto compensare con l'arrivo di Morena che ha un 2,6, 2,7, che però tira da fuori moltissimo e non ama molto i taglia fuori e i rimbalzi. Ha dovuto in qualche modo compensare il fatto che l'arrivo di Robinson, più giocatore diciamo da rimbalzo più che da tiro, e visto che Cambridge era uno che segnava parecchio anche da fuori, l'arrivo di Robinson ha creato sì un potenziamento sotto i tabelloni, che del resto erano abbastanza forti con la presenza di Pell, ma ha creato naturalmente scompenso nei canestri da fuori, e quindi l'arrivo di Morena teoricamente sta compensando in queste giornate che però per Fabriano a livello di ultimi precedenti non sono state eccezionali. Vittoria in casa con il Forlì di soli 3 punti e poi sconfitta a Biella di 15, 101-86. Un Biella che è una delle sorprese, anch'essa neopromossa, mentre c'è dopo il time out in attacco Pelle riesce a salvare il pallone, si muove bene e va a fare fallo in attacco.
Tutto bene per il Roseto, ma la via del canestro per Fabriano è ancora lontana. Dicevo, Biella la sorpresa, la classifica, Livorno, Montecatini 12, Roseto solo al terzo posto 10, 4 squadra 8, Pesaro e poi c'è Fabriano e la sorpresa è Biella con 8 punti. Bene anche Ragusa che ha giocato 4 partite su 7 fuori casa, ne ha vinte 3 su 4 fuori casa, non ha ancora vinto in casa, 1 contro 1, Jamal preferisce dare a Dell'Agnello, 8 secondi per tirare, sbaglia Dell'Agnello, non c'è rimbalzo abruzzese, Fumagalli lancia il contropiede, corridoio sinistro, questo è Bucknall, invece va su Pelle, cambio lato, Morena, secondo tentativo da 3 e questa volta entra, 1 su 2 per lui, dopo il 7-0 iniziale. Dell'Agnello dopo l'errore prova ancora fortuna entro l'area, è corto e non andiamo a rimbalzo con Jamal, Griffin era lontano, lancio lungo, Forti, partenza strepitosa, oltre 20 punti nella prima giornata, poi si è un po' standardizzato, un giocatore che per quanto sia meno diciamo anziano tra virgolette di Dell'Agnello, lui è un 66, Dell'Agnello un 63, ha 100 presenze in più in Serie A di Dell'Agnello che è entrato tardi nel carrozzone della Serie A, se ne va Pieri, canestro, 2 punti, il nono punto, ruba Griffin, deve tenere palla, sbagliata l'apertura di Morena su Fumagalli e gradiscono alla grande i 1000 tifosi di Roseto e se volevamo una risposta, questa è la risposta del Roseto, un Roseto che non vuole assolutamente essere quello col Pozzuoli. Martigno sbaglia, è preoccupante il fatto che le nostre ultime soluzioni vedano l'assoluta scarsità di presenza di maglie blu sotto i rimbalzi offensivi. Attenzione a Forti che prende bene il tempo a Pieri, non è un fisico Forti ma è abbastanza veloce con movimenti laterali, si è andato un paio di volte e c'era il possibile assi su Jamal Johnson, Martigno ha sbagliato ma va in penetrazione, Morena lo lascia, va a fare un fallo di anca, 2 liberi per Mike Martigno, uno dei migliori della lunetta del campionato. Mike Martigno con Busca è fra i migliori tiratori del campionato e sicuramente fra i migliori del Roseto ai tiri liberi. Mike Martigno settimo in Serie A con 20 su 24, 83%, dodicesimo è Busca con 20 su 25, 80%. Le nostre due guardie stanno andando forte ma sbaglia, gira attorno al ferro e esce il primo libero di Mike Martigno, comunitario, passaporto portoghese. C'era anche a Fabriano un brasiliano di passaporto portoghese che però è stato tagliato dopo le primissime giornate. Bucknall ruba Griffin, una delle ultime schiacciate del campionato per lui, grazie Griffin per tutto quello che hai fatto fino ad oggi e in bocca al lupo, good luck come si dice per la tua esperienza e tieni duro, l'inizio non sarà facile. 12 Roseto, 3 Fabriano, un unico canestro di Morena ma non riescono a avvicinarsi e questo è sintomatico. Bucknall, errore, rimbalzo sotto, in attacco non ci siamo ma in difesa Pelle non vede rimbalzo, Pieri contatto, fallo in attacco e questo è il contraccambio diciamo così, non tanto come brutte intenzioni degli arbitri ma questo denota che sono molto attenti ai falli in attacco. Ne hanno dato uno penalizzando il Fabriano prima, ricordiamo la coppia Facchini e Ramilli. Già 2 palle recuperate Griffin, Forti da 3 è il suo tiro ma sbaglia, il rimbalzo sotto canestro in difesa, Pelle che è un grandissimo, non c'è, Pieri lato opposto sbaglia completamente ma Morena si impappina, Dell'Agnello chiede tempo, secondi dopo il cambio di possesso, 24 per tirare per il Roseto, in piedi Melillo per il momento, però la sua squadra sta andando alla grande, una settimana sicuramente più che soddisfacente. Forti 2 metri, marca Pieri 1,96, riceve, prende il tempo, non c'è cambio difensivo, Pieri copre bene, Dell'Agnello c'è spazio per l'1 contro 1, non abbiamo rimbalzo, totalmente sbagliato il tiro di Sandro. Dell'Agnello 36 minuti a partita, lui e Pieri sono quelli che giocano di più per Roseto, dopo di loro tanto la penetrazione, sbaglia ancora Corradino, ex Corradino, ormai c'è la mia età e del mio anno, 32, Griffin tiene bene il possesso e cambia lato, facciamo confusione, Pieri Martigno, fra il frastuono non si capiscono, un paio di azioni sfumate ma resta il vantaggio massimo del Roseto, più 9, 13, 3 a 12, più 9 Roseto a 13,57.
ottimo Pieri, però per il momento non ha grossi problemi forti, problemi c'è la Pelle che non ha ancora segnato, Svaegna in questo momento reclama il fallo. Mike Martigno, 13:43, difesa individuale dei padroni di casa, in difesa alla sinistra dei teleschermi, fisionomia simile per Fumagalli e Martigno, e del resto anche il cambio Malvei di Fumagalli che gioca pochino, era lui che ha giocato con Alterno Fondone in Germania, una squadra che poi è fallita. Un blocco di Jamal, passi, non credo, time out Melillo. 13:24, ricordo alla fine di questa gara il futuro di Roseto prevederà la partita con il Trieste che in classifica non se la passa benissimo, 6 punti con passi falsi abbastanza seri, in casa l'esordio con Ragusa, poi la sconfitta dopo 5 supplementari a Sassari e poi anche un calendario abbastanza sfortunato fino a oggi. Trieste oggi gioca la Combiella e potrebbe questa accorciare la classifica. Ricordiamo, oltre a Pesaro, SNAI Montecatini dopo la sconfitta all'esordio in casa 7-3, 6-3 più 10 del Roseto in casa della capolista insieme a Livorno, 6 partite vinte consecutivamente per il Montecatini che ha subito recuperato, anche se si regge su pochi terminali offensivi, alternativo Sambugaro e Scarone, e soprattutto Andrea Nicolai e Barlo con un Kamegis che non sembra essere quello che può dare la spallata decisiva. Bene Pelle mentre recupera Roseto in contropiede, Pieri se ne va, cerca l'assist, bloccano l'azione, il fallo di Forti, in campo aperto non c'è niente da fare. E la preoccupazione è questa, personalmente almeno la mia. Non credo che la dipartita di Griffin, un tifoso prima della partita mi chiedeva cosa ti ha detto il presidente, visto che abbiamo scambiato 2 chiacchiere prima della partita. Intanto entra Falco, chi arriverà al posto di Griffin? Intanto per il momento non sa niente, se lo stanno, se lo tengono per loro. C'è un buon Longobardi, io credo in Longobardi come 3, visto che Griffin, mentre perdiamo in attacco un pallone con un'infrazione abbastanza futile, 5 Fabriano in attacco, 12 Roseto in difesa da destra del teleschermo in maglia blu. Dicevo, credo in Longobardi, il problema più che altro è il contropiede, abbiamo 2 o 3 terminali e praticamente i nostri contropiedi, fateci caso, ma è successo fino ad oggi, si basano su Pieri e Griffin e qualche volta su Dell'Agnello, con la guardia che spesso lancia, ma il nostro contropiede da metà campo in poi arriva sempre con Griffin Pieri. Non vorrei che, visto che oltre al gioco spettacolare il nostro contropiede è veramente terribile a livello di, chiaramente come incontenibile, non vorrei che di partita di Griffin ci potesse mancare un perno importante nello sviluppo del contropiede. Questa è la mia particolarità, perché vedo abbastanza bene Longobardi a difesa schierata, ma in contropiede potrebbe mancare sotto questo aspetto. Stoppa dell'Agnello, Mike Martigno recupera, c'era anche un fallo, Martigno spinge il contropiede, c'è il rimorchio di Falco, ma preferiamo giocare questi 22 secondi con la testa, come questo schema che viene segnalato proprio con una mano sulla testa contro la difesa individuale degli avversari. Fumagalli dai soliti 2 metri, 1 contro 1, Dell'Agnello non salta Morena, Dell'Agnello va a sbagliare, Falco cerca di dare fastidio. Questi è Cambridge, Griffin, scusate Cambridge, è Bucknell, guardate com'è bravo questo giocatore che è a Fabriano come comunitario. Polveri bagnate in attacco, Martigno continua a spingere, non ha ancora inciso però, a parte 2 tiri liberi di cui il primo sbagliato, fallo in attacco di Dell'Agnello che protesta. Molto fiscali sotto questo punto di vista. Rientra subito Jamal Johnson, Dell'Agnello che in attacco non ci sta dando tanto, più che altro abbiamo segnato con Jamal Johnson, con Pieri in contropiede e con Griffin. Possiamo anche crescere sotto questo punto di vista. Situazione, non è cambiato praticamente niente da un paio di minuti. Falco, guardate come dà fastidio su Morena, che gioca praticamente da guardia pur essendo un 2-8. New entry intanto, c'è Benini che a volte entra addirittura in quintetto, è errato, rimbalzo Jamal Johnson, qui si può sviluppare il contropiede, ma dopo gli errori che hanno consegnato la partita e il fallito recupero
mentre Busca è pronta al cambio. Con il Pozzuoli dicevamo ci pensiamo 2 volte, forse 3, forse è meglio pensarci solo 2 prima di sviluppare il contropiede, ma più che altro non siamo prontissimi nel guardare l'apertura, poi dopo è meglio non lanciare se non c'è proprio il tempo. Ai ai ai, stiamo buttando dei palloni importanti, Fabriano non mette a fuoco il canestro dal lato opposto, ma per il momento questo vantaggio resta, ma non per meriti del Roseto, che in questi ultimi minuti ha buttato via 3 o 4 palloni. Morena, Falco su di lui altissimo, questi è Bucknall, Fumagalli, lo marca Martigno, ma fra poco entrerà Busca per lui. Pieri, tiene bene Benini, chiama palla Morena, arriva Falco anche se può in ritardo, l'1 contro 1 di Pelle, cambia lato, Benini prende male sui piedi di Morena, 4 per tirare, c'è Pelle libero da fuori, e lungo rimbalzo, Martigno, c'è un contropiede, 2 contro 3, rimorchio di Falco, prende tempo e fa bene Mike Martigno. 10:36 all'intervallo, solito schema contro la difesa individuale dei nostri avversari. Ricordo, prossima partita in casa col Trieste, poi fuori casa a Forlì e poi la sosta per l'All-Star Game. Attenzione, si rinizia, Jamal Johnson contro Pell, Jamal, Falco, una finta, piazzato e lungo a rimbalzo, Pell va a fare quasi un fallo, Falco, protesta il pubblico, a campo aperto, Pieri deve cercare di tenere Bucknall, per il momento ci riesce. Grandi sacrifici da Jamal Johnson su Pelle in aria, gli dà almeno 8 centimetri, ma per il momento Pelle ha segnato pochissimo. Morena, terzo tentativo da 3, lungo, questa volta Pelle con un po' di fortuna prende rimbalzo, semigancio, lungo, sì, rimbalzo Roseto, Falco, campo aperto, Griffin, non c'è nessun compagno, Griffin prende tempo, se ne va, rischia i passi, toccano, palla del Roseto, bravo Griffin. Aveva paura di riprendere la palla per fare doppio palleggio e Morena non è certo sveglio a approfittarne, ma ha difeso bene il pallone. Griffin, time out. 9:39 il time out è chiamato dal Fabriano. All'inizio della partita, pensate, per festeggiare il lato Fabriano hanno tirato come coriandoli diversi rotoli di carta igienica in campo. Credo che sia un'abitudine. Chissà se sarà bene augurante per il Roseto. Ho già detto all'inizio, mentre ricordo che siamo in time out a 9:39, 5 soli punti e dopo i 55 subiti dal Roseto nel primo tempo in 11 minuti quasi, Fabriano ha segnato 5 punti, credo che sia una specie di record. Ha avuto i suoi tiri in merito alla difesa del Roseto, ma insomma ha tirato molto da 3, è andata male. E andiamo a vedere un attimo che percentuali ha da 3 questa squadra che si affida così tanto al tiro da 3. Formazione fabrianese che da 3 a 41 su 111, quindi un scarso 38% più o meno. Fallo di Benini in difesa. Roseto con questo più 7 che è stato anche più 9 sul 3 a 12. Tanto è entrato Busca per Martigno, Falco, c'è anche Longobardi in campo, i 2 americani più Busca, Martigno, ecco Longobardi, palleggio laterale, lo marca Bucknall. È importante vedere oggi Longobardi, potrebbe anche tranquillizzare un po' l'ambiente, soprattutto per il discorso Martigno. Longobardi per il momento solo lateralmente, non prende la responsabilità di forzare. Falco va in 1 contro 1 forzando, sbaglia, rimbalzo, tocca quasi Longobardi, ma c'è Morena che gli dà 10 centimetri ed è anche abbastanza grosso fisicamente. Un peccato per il Fabriano che non gli piace affatto prendere qualche gomitata sotto canestro. Persa palla, Pelle cercava Benini, niente da fare. Restano 5 i punti in 11 minuti. E il Fabriano inizia a innervosirsi sempre di più. Busca, sempre a uomo. Benini dà fastidio a Griffin, si preferisce il lato opposto, vediamo se Longobardi fa un movimento. Ecco, centralmente Jamal, piazzato, Falco, corto a rimbalzo, Longobardi lotta. Bravo Francesco, ruba il pallone, tocca sul fondo, passi. Beh, già qualcosa. 8:36, Benini, attenzione, Fumagalli cerca di prendere sul tempo la difesa del Roseto, niente da fare, contro l'uomo del Roseto, 5 punti in 11 minuti e mezzo,
duello dal lato debole, Longobardi-Bucknall, ma si gioca su pelle con Griffin che non aiuta, sotto Morena, fallo e canestro Longobardi. Longobardi lo sa che questo è quello che non vuole Melillo. Esce Falco, entra Dell'Agnello, 7-12. Prima dicevamo che Roseto ha permesso 7 punti, ma ne ha segnati anche solo 12 in 12 minuti ed è poco. Pronto a uscire Longobardi per Pieri. È successo domenica, il primo errore di Longobardi è stato cambiato e anche oggi forse avrà la stessa sorte. Chiaramente il coach ha grande fiducia di Pieri e Longobardi purtroppo non può permettersi di sbagliare niente se vuole avere più minutaggio, soprattutto i falli di quel tipo, insomma, anche perché il vantaggio c'è ma non è così forte. Pelle non riesce a stoppare anche se è la sua specialità. Un Pelle che devo dire è stato per il momento controllato bene. Credo sia il primo canestro di Dell'Agnello, non mi vorrei sbagliare, ma non è che se ne sono stati segnati tanti. Più 6 Roseto, questi è Bucknall, spinge Longobardi in difesa, protesta. Cambio, vediamo se Griffin non è... Longobardi resta in campo o è esce Griffin. Speriamo che Francesco se la giochi tutta, anche perché c'è bisogno di lui oggi. Esce Griffin e questa, vedete, è la situazione, anche se sì, teoricamente adesso abbiamo una situazione con busca play, Pieri guardia mentre guardate come chiama palla Pelle. Longobardi va a aiutare nell'angolo, chiuso nell'angolo con Longobardi che aiuta, deve subito tornare su Bucknall, palla dentro per Morena che a fatica si gira sul perno, viene stoppato da Dell'Agnello, se non è la terza almeno è la seconda. Sandro non va benissimo in attacco ma in difesa credo stia andando alla grande. Longobardi cerca di prendere il tempo a Bucknall, palleggia, ci sarebbe bene anche un piazzatino, è il suo, è dentro, grande Francesco, vai così, 7-0-3, 8-17, massimo vantaggio Roseto, torna a più 9, a 6-55, è una delle sue armi. Anticipo di Jamal Johnson che, guardate, fisicamente è molto dura, ogni volta scavalcare l'avversario e anticiparlo, perché se Pelle prende palla con un piede dentro il canestro, dentro l'area, dopo non c'è più niente da fare, ha delle braccia così lunghe che può schiacciare anche da 3 metri dal canestro. Tanto cambi, entra Robinson, è pronto a rientrare anche Forti. E quindi Jamal deve continuamente stare davanti in difesa a Pelle, sperando che anche in difesa si sacrifichi qualcun altro, poi prendendo dietro Pelle, aiutando sull'eventuale e quasi certo lob per scavalcare Jamal, che però ha un'ottima elevazione, quindi teoricamente può anche dar fastidio. Robinson preso da Dell'Agnello che cerca di dar fastidio, fallo. 6-45, 8 Zara in attacco, 17 Roseto in difesa. Secondo fallo. Roseto che prima della partita persa in casa con il Pozzuoli consentiva una 60ina di punti abbondanti, meglio faceva solo il Montecatini. Fumagalli se ne va a contatto, sbaglio, Pieri, rimbalzo, siamo 3 contro 3, sta rientrando Pelle, Pieri scarica, busca, piazzato, stoppato da Pelle che purtroppo arriva, vedete, in un attimo, busca non l'ha nemmeno visto, Fumagalli, assist per Pelle che era in aria da una vita, rimbalzo, vedete, c'era solo Longobardi, Jamal era in ritardo, c'è Dell'Agnello intanto, preso subito da Robinson, situazione 6-15, 10 Zara in difesa, 17 Roseto, Dell'Agnello, Fumagalli, Fumagalli cerca busca, Pieri, buono movimento, Pelle cerca di stoppare, c'è un fallo di Forti che spinge, se non di Pelle, vediamo gli arbitri. Numero 15 è Pelle. Secondo fallo a 6 minuti dalla fine, salta veramente come un grillo e oltre a saltare e anche Dell'Agnello intanto c'è una spintone su Jamal che cade, si continua, 26 secondi, c'è tutto il tempo per affrontare questa difesa a uomo del Fabriano.
dell'Agnello. Pieri, un blocco, gli dà un po' di tempo, rischia di scivolare Federico Pieri, probabilmente umidità. Attenzione, busca, marcato da Fumagalli, palla dentro, Jamal contro Pelle, si avvicina, mantiene il perno, salta, passi secondo gli arbitri. Non era un passi, però quando uno gira troppo sul perno ed è in difficoltà molto spesso l'arbitro chiama passi. Non credo che Jamal abbia perso il perno, ma credo che sarebbe finita in stoppata, perché Pelle gli aveva proprio preso l'impronta in questa azione. 5:37, 10 Zara, 7 punti da recuperare, la partita in maniera pessima, 7-0 per il Roseto, la squadra di casa. Pieri quasi fallisce l'anticipo, Forti che non riesce a incidere, ma sono in pochi a incidere oggi per Zara. Benini segna, si prende veramente un tiro importante anche perché è stato immediato. Pieri da 3, il primo tentativo, subito ammazza la risposta, il tentativo di risposta del Fabriano e torna a +8 a 5:02. Robinson marcato da Dell'Agnello, Jamal non riesce a anticipare, ecco la situazione che dicevamo, Pelle, palla, canestro e fallo. E questi sono punti che, signori, dobbiamo mettere in preventivo, perché del resto non si può limitare più di tanto un giocatore che negli ultimi partiti è andato sempre sopra i 30 punti e che in 16 minuti ne avrà segnati 6. Per il -5 Pelle e Lunetta. Prima di oggi, sbaglia intanto, prima di oggi un 32/46, non eccezionale. Pieri, 4:51, Pieri buca, scarica, busca da 3, fuori di niente, un primo rimbalzo in attacco di Jamal, sbaglia ma è stato deconcentrato dal contatto su Pelle, forse pensava che gli chiamassero uno sfondamento, si asciuga le mani, forse anche un po' di umidità. Resta il fatto che Roseto si brucia il +8, Longobardi è lui che adesso deve prendere Forti. Fumagalli, attenzione, penetra dentro e schiaccia Benini, secondo canestro per lui, e vanno a -4 i padroni di casa con una partita che si può riaprire. Griffin in panchina da diversi minuti. Longobardi, c'era quasi il tiro, era buono il blocco di Jamal, questo è ancora meglio, vai Longobardi, segna, mamma mia, gli era quasi scivolato, pensavo volesse schiacciare, poi forse ha visto che non ci arrivava, benissimo, l'ha lasciata, è entrata con un po' di fortuna ma premiata la grinta con cui ha cercato la penetrazione. Quinto punti per Francesco Longobardi, quinto punto, marca Forti, ha il suo da fare, Forti cerca Robinson, si preferisce cambiare lato, Benini un lob, ecco qui l'aiuto di Dell'Agnello, ma prima c'è un fallo di Jamal, credo, dovrebbe essere il terzo, pronti ad entrare Falco, forse proprio per Jamal. Infatti, tutto come è scritto, terzo di Johnson, rientra Falco, quintetto Roseto in questi 3:35 restanti. Falco, Longobardi, Dell'Agnello, Pieri, Busca, tutti italiani. Pelle e Lunetta, 3:35, ha sbagliato il libero supplementare in precedenza, segna questo, da -6 a -5. A rimbalzo è corto, Dell'Agnello viene un po' spinto, salva la palla e Roseto va a passare a metà campo con Pieri, lo prende Forti, Pieri aspetta l'evolversi dell'azione, un blocco di Dell'Agnello, 1 contro 1, c'è stato un cambio in difesa, Robinson è passato su Forti, raddoppiano su Dell'Agnello, non vale il canestro, ha fischiato prima l'arbitro, peccato. 3:22, fallo del numero 4, Forti spinge. Al bonus, già 8 falli della Cordivari, 7 dal prossimo fallo, negli ultimi 3:22 Roseto va in Lunetta, esce Dell'Agnello, ridà a Busca, Fumagalli proprio non vuole fare fatica in difesa, Longobardi, assist, Falco, sì, wow, 3:10, Falco, Fumagalli, Busca, cerca Fumagalli ma non gli sta dando grossi problemi, non penetra, ha fatto un paio di soluzioni ma non sta incidendo, anche se naturalmente lui ha il compito di dare palloni dentro,
adesso un quintetto piuttosto alto. Robinson lungo, rimbalzo, taglia fuori di Falco, grande su Pell. A sinistra Pieri, c'è il taglio di Dell'Agnello, Pieri sfrutta il blocco di Sandro, potrebbe riceve ora, finta il piazzato, se ne va, Pelle per stoppare, ma c'è il fallo di Robinson sulla prima piastrella del palleggio di Dell'Agnello. 2 liberi, Roseto è in bonus. Pronto al cambio Morena, 17-24, dopo il -4 Roseto ha reagito e adesso a 7 punti di vantaggio può tornare al massimo vantaggio di 9, a 2-36. Rientra in campo Morena che chiude con Fumagalli, sbaglia Dell'Agnello, con Fumagalli, Pell, Forti e Benini, buono il suo apporto. Il quintetto del Fabriano allenato da Virginio Bernardi, 14 stagioni in Serie A. 0 su 2 di Dell'Agnello, tornano le ombre del problema tiri liberi. 2-28, fallisce il +7, Roseto in difesa con questo +7 che poteva essere +9. Longobardi, adesso c'è stato un cambio a Benini, Pieri su Forti, Forti prende bene, è il suo tipo di tiro, addirittura avrebbe preso anche il fallo ma Pieri non ha accettato il contatto. Pieri è libero da 3, parabola, dentro! 2-0-3, 2 su 2 di Pieri, che ha fatto grandi cose, ha un po' macchiato la sua fedina da 3 nelle ultime giornate, ma ha un 8 su 16 che resta 50%, ottimo. Cordivari per quasi tutte le giornate miglior squadra, percentuale da 3, poi un po' scesa. Fumagalli da 3, lungo, attenzione c'è un contropiede ma abbiamo Busca e non è certo l'adatto per prendere il pallone. Pieri contro la difesa schierata, canestro, mega Pieri, 19-29, credo che sia nato in un altro continente Pieri. Palla in attacco Fabriano, tutto bene per Roseto per il momento, che ha il +10, massimo vantaggio, 19-29, +10 che può diventare anche qualcosa di meglio. Fabriano ha segnato 19 punti in 19 minuti. Busca, più aggressivo Malvei rispetto a Fumagalli e vedete, da 3, dentro Falco, è il suo primo canestro da 3 del campionato, ma non credo avesse mai provato. Massimo vantaggio, +13 a 1 minuto dalla fine, incredibile, ottimo Falco, 5 punti. Forti deve forzare, non era il tiro che doveva fare uno con 19 stagioni di Serie A in questo momento. Busca Dell'Agnello, Longobardi poteva tirare da 3, se ne va, scarica su Dell'Agnello, fuori, Longobardi lotta e De Roseto tocca Morena. Deve infilare il coltello nella piaga adesso il Roseto perché sono punti importanti. Di solito le subisce il Roseto negli ultimi secondi. Adesso c'è lo Zara in piena balia. Tempo, giochiamoci questa azione. Tutto il cronometro quasi per il Roseto che ha 20 secondi. Ne resteranno 3 o 4. Forti marca Pieri. Falco è in alto, Pelle sale alto, Falco dopo il canestro chiama lontano Pelle, Pieri stoppato, tocca, palla del Fabriano, peccato, gli abbiamo lasciato anche 10 secondi, potevano essere di meno. Vediamo, Malvei passa da metà campo, 8 secondi, sembra piuttosto deciso, Longobardi, 4, 3, 2, 1, canestro, schiacciata a fil di sirena e lo dedica ai suoi tifosi. Longobardi che va in chiusura di intervallo con un'ottima prestazione, 19-34 all'intervallo, +15 Roseto. In collaborazione con
Non senti? Il cuore Algida batte e fa il tifo, come sempre, per la squadra dei tuoi sogni. Roseto Basket, winner! Non tutti gli esperimenti riescono sempre bene. Anche l'esperimento di comprare i mobili seguendo i fenomeni di massa non sempre riesce bene. Con D. Eleonora Arredamenti, invece, vai sul sicuro, perché guardi al prezzo e vedi la qualità e sei considerato con attenzione anche per un singolo pezzo di arredamento. C'è l'assortimento, le facilitazioni di pagamento e tutti i tradizionali vantaggi del buon negozio di fiducia. Lascia stare gli esperimenti, c'è D. Eleonora Arredamenti. Via Colle di Mezzo 120, Pescara. Liceo Rossetti, nuova gestione. Liceo linguistico legalmente riconosciuto. Liceo scientifico di stampo anglosassone. Liceo orientale. Percorsi accelerati antimeridiani, pomeridiani e serali. Vi segnaliamo inoltre l'Istituto San Carlo. Liceo classico, scientifico, ragioneria, geometri, linguistico, industriale, scuola media. Per informazioni telefonare allo 085 49 17 212 0871 63 065. L'evoluzione dell'arredamento, la creatività, la funzionalità. Una casa bella, giovane e dinamica, dove le forme e le emozioni del design si fondono nei tuoi linguaggi abitativi. La solidità della tradizione, l'attenzione alle nuove tecnologie e alle soluzioni ecologiche, senza dimenticare la convenienza. Dove tutto questo? Ma da Euromobili, a Musciano Stazione, Statale 80. Euromobili, cultura nell'arredamento. Un momento, che aria tira senza vento? Un'aria fatta d'ansia e di complicazioni. Siamo tutti a bordo in balia del presente, il futuro fa paura, quasi sempre assente. Ogni giorno mi guardo intorno, stesso canale, ma non c'è un lavoro in offerta speciale. Così stanno le cose, è inutile negarlo, Gisco penso creo, e intanto parto, sto. Studio aperto, recupero anni scolastici. Diploma anche in un anno senza obbligo di frequenza. Iscrizioni aperte tutto l'anno. Telefona subito allo 085 42 10 505. Riceverai informazioni gratuite. Taglieri Mobili presenta Spazio alle cucine. Un fantastico viaggio attraverso più di 50 modelli esposti. 7.000 metri quadrati di esposizione. Progettazione di interni gratuita. Pagamenti rateali senza cambiali. Taglieri Mobili, a Tocco da Casauria e in via Tiburtina. Agricoltura oggi. La tradizione, le risorse, le tecnologie, i segreti dell'agricoltura abruzzese. Agricoltura oggi è anche un viaggio alla scoperta delle aziende leader del settore. Agricoltura oggi. Bene, secondo tempo di questa partita che in prima visione stiamo trasmettendo domenica, chiaramente eccezionalmente vista la vicinanza con Fabriano e anche per premiare l'amore di questa società e di questa tifoseria soprattutto nei confronti di questa squadra. Una telefonata all'intervallo per avere l'ok dalla sede centrale, i dirigenti hanno accettato immediatamente questo fuori programma sperando che sia la cronaca di una partita vincente. Dell'Agnello sbaglia dopo il canestro del Fabriano, la situazione sta vedendo un Fabriano sceso sicuramente in campo in questo secondo tempo con grande grinta per cercare di recuperare il passivo. Fallo di Griffin. Quintetto del Roseto a rientro in campo. Falco, Dell'Agnello, Griffin, Pieri, Martigno. Quindi la differenza sostanziale è l'assenza di Jamal Johnson con i suoi 3 falli, mentre c'è Buckner
pronto il Lunetta per il secondo tiro libero, assegno anche questo, ottima partenza dei padroni di casa. 23-34, restano comunque 9 i punti di vantaggio del Roseto che ha il pallone. Martigno, buono gioca a 2 con Dell'Agnello, ma deve saltare Benini, sbaglia, rimbalzo, tira giù alla grande Pelle. Questi è Bucknall, sotto, attenzione a Forti, Fumagalli gira bene, Benini da 3, sbaglia, rimbalzo preso da Griffin che sta cercando di dare una mano in una situazione sicuramente difficile. Martigno a 18-19. Federico Pieri, 2 bombe da 3 nel primo tempo, penetrazioni tipo questa volta è un assist. Roseto che di assist ne fa ben pochi, ma sicuramente in questo tipo di situazione non c'è niente da recriminare, perché le buone novelle arrivano ugualmente. Forse un fallo qui di Falco, ma si va in contropiede, Fumagalli non riesce a fermare Martigno, Falco non danno il fallo qui, non l'hanno dato in difesa di là. La sostanza è che Roseto segna 2 punti importantissimi da citare e non è la prima volta. Il rendimento di Falco è ottimo, anche Longobardi chiaramente oltre agli altri. Guardate, adesso in difesa c'è addirittura del Falco su Pelle dalla lunga distanza, 2 maglie bianche in pole position per il rimbalzo. Infatti c'è un fallo per riprendere posizione, il fallo del numero 10 Griffin. Fallo per il numero 10 secondo fallo. Recupera Griffin e vai! 23-40, più 17. Bernardi non riesce a trovare la combinazione, ma potrebbe anche non esserci per vincere questa partita. I ragazzi di Melillo stanno difendendo, guardate Martigno, tutti aiutano su tutti, una vera squadra. Forti segna, ma la difesa c'era tutti. Si arrabbia Melillo, ma più che altro si arrabbia per il canestro subito, non certo per l'impegno dei ragazzi in questa situazione difensiva. Griffin, Pieri marcato da Bucknall, Martigno dentro, Dell'Agnello, Griffin centrale, fallo in attacco, Dell'Agnello tecnico, no, Falco tecnico. Fallo in attacco del numero 8 e fallo tecnico al numero 8. Doppio fallo per Falco. Falco, secondo fallo. Situazione di più 14, 26-40, trascorsi 3 minuti e mezzo, doppio fallo su Falco, e tenendo conto che manca tutto il secondo tempo e che Jamal Johnson è in panchina con 3 falli, potremmo avere problemi, e sotto i tabelloni proprio non è la giornata adatta per avere problemi, tenendo conto che ci sono 2 giocatori quasi di 2-10, mentre Dell'Agnello chiede chiarimenti agli arbitri. Corrado Fumagalli, diversi anni a Cantù, dove iniziò forse addirittura giocando prima la Coppa Campioni che in campionato, giocava quando c'era ancora Marzorati, poi anche anni a Forlì, non è mai riuscito a essere veramente un numero 1, dove sono arrivati altri come Montecchi, fallo su Griffin, il fallo di Forti, come Montecchi, come a Livorno Fantozzi, playmaker che anche se non hanno trovato con stabilità la nazionale sono riusciti a essere delle bandiere. Fumagalli prima coperto e poi naturalmente non del tutto esploso, ma del resto non ha certo un'altezza che può permettere di arrivare a grandissimi livelli, anche se ci sono dei casi sia in America che in Italia. Ricordiamo Caglieris, medaglia d'oro agli europei di Nantes a inizio anni 80, era alto più o meno come lui. Non che lo stesso Mazzolati fosse altissimo, insomma, era 1,85-86.
ma insomma il paragone Fumagalli-Marzolati è sempre stato abbastanza sbagliato. Forti subito, vedete, lateralmente si gira, ma il rimbalzo ha una proprietà, è quella del numero 10 Griffin. Se ne va Griffin, wow, mamma mia, insomma questo ragazzo ci vuole proprio fare piangere. 15-41, è la sua ultima partita, a meno che non cambi qualcosa in America. Per il momento però Roseto dovrà fare a meno sicuramente di lui. Palla dentro, la perde Pelle, ottimo chiusura dell'Agnello. Più 14, passa la metà campo Pieri, slalom, wow, mamma mia, time out, stanno facendo dei canestri, cioè, li avete visti? Posso descrivervi fino a un certo punto. Più 18 Roseto, il pubblico di Fabriano si arrabbia, c'è un time out a 15-18, però devo dire sicuramente che gli ultimi canestri sono arrivati anche un po' forzati, ma quando c'è la giornata, in giornata Pieri c'è quasi sempre. Dopo il time out si rinizia. Palla ai padroni di casa, maglia bianca, l'attacco alla sinistra dei teleschermi. Bucknall e Pelle sono stati tenuti molto bene, in campo c'è anche Morena Forti e Fumagalli. Bucknall cerca di dare dinamismo all'attacco della sua squadra, chiama palla dentro Pelle, liberissimo, in tre vanno a chiuderlo e spingono, ma guardate che Saracinesca ha preparato Melillo. Questo povero ragazzo di soli 2,10 m viene triplicato in angolo prima che riesca a alzare la testa per vedere il canestro. (14:55). Bucknall si muove, Griffin quasi tocca il rimbalzo di Roseto, contropiede, 3 contro 2, Pieri centralmente, grande Griffin, contatto, sbaglia il tapine di Dell'Agnello, no, Falco, di solito Sandro Dell'Agnello è presente, ma Falco veramente sta facendo grandi cose. 28-48, più 20. Tabellone un po' ci aveva ingannato forse un istante fa. Rientra Benini per Pell, e qui è un momento delicato della partita. Pell che riposa 3 minuti, 4 minuti a partita, così come Bucknall, ha bisogno di respiro e forse di riacquisire le idee, e adesso con una squadra senza intimidatori ma forse dinamica deve cambiare gioco, e anche Roseto deve adeguare qualcosa in difesa. Morena, vediamo questa azione. Forti, palla dentro, vedete sono più dinamici, stoppata. È il 7° fallo del Roseto, che a 14-14 minaccia di far allungare la durata di questa gara, perché porterà sin dalla prossima situazione sempre il Fabriano in tiri liberi, tenendo conto che il secondo tempo è iniziato solo da 5 minuti e mezzo. Questa è una cosa che sicuramente può accorciare la situazione. Vedete, siamo sul time out del Zara Fabriano, squadra che ha 2 punti in meno del team di Phil Melillo, terzo in classifica. Risultati, credo ormai, se voi ascoltate la partita li avrete conosciuti quasi tutti. Comunque Livorno perdeva in casa con il Forlì di oltre 10 punti e la SNAI vinceva a Pesaro di qualche punto. Questi, diciamo, gli scontri che riguardavano l'alta classifica, ma signori, questi sono punti salvezza per il Roseto. Da gennaio poi si vede, se arriviamo a 20 a gennaio, da febbraio si cambia musica. 14-14. Sbaglia Bucknall.
Un grande comunitario che però oggi sta facendo proprio book. 1 su 2, fischio dell'arbitro, canestro convalidato. Quintetto Roseto, Dell'Agnello, Griffin, Pieri, Falco, Martigno. Abbiamo Jamal Johnson in panchina già da fine primo tempo. Dell'Agnello è costretto altissimo, Pieri a salire perché Morelli dà fastidio ma non ha l'altezza per tenerlo. Pieri, assist, secondo schema consecutivo con assist finale a Sandro Dell'Agnello. Seconda penetrazione, chiaro non consecutiva ma nella stessa situazione di qualche azione fa. Pieri prima spacca la difesa e poi trova Dell'Agnello solo sul fondo. Forti se ne va, alza la parabola molto bene e le sa fare altrettanto bene queste cose. Situazione più 19 Roseto in attacco, 31-50. Dell'Agnello importante, ma oggi veramente tutti hanno dato qualcosa. Griffin, un blocco di Falco, lo prende Morena, c'è un cambio, c'è il taglio di Pieri. Griffin sbaglia il rimbalzo, Benini apre, Fumagalli ma non c'è nessuno dei suoi, si deve allacciare le scarpe Bucknall. Morena da 3, rimbalzo Roseto, Pieri, 13-09. Fabriano non riesce assolutamente a trovare la via del discorso, addirittura adesso sta giocando per questi pochi minuti senza Pell e sarebbe il caso di mettere la mano nella ferita per il Roseto. Tanto è pronto Longobardi, una bomba e un paio di canestri per lui. Griffin sul fondo, Morena non lo tiene, Griffin segna e questi sono ululati d'amore del pubblico di Roseto che perderà questo giocatore alla fine di questa partita. Fumagalli si ricorda che può anche penetrare, fallo di Martigno. Alla modello del basket universitario NCAA, i 5 giocatori del Fabriano fanno un mini time out approfittando del momento all'altezza della lunetta. Ci saranno 2 tiri liberi per Corrado Fumagalli, classe 66. Cambio con le ali, esce Griffin, entra Longobardi, primo assegno Fumagalli. Fumagalli che dovete sapere è il migliore è il migliore tiratore da 3 del campionato, almeno fino ad oggi, poi ha sbagliato abbastanza. Intanto guardiamo Pieri, 12-24. Martigno, tutto bene. Fumagalli lancia lungo per Benini, però Dell'Agnello è su lui. Morena continua a insistere, segna. Con alterne fortune, 36-54, 18 punti da gestire in 12 minuti, non male. Longobardi, Bucknall, consegnata a Martigno per tirare, abbiamo 11 secondi, un blocco alto di Dell'Agnello, Martigno non riesce a servirlo, c'è un cambio, lo marca Benini, passa il tempo, palla Dell'Agnello, c'è un fallo. Fallo del numero 7 Fumagalli. 11-41, time out, 18 punti per il Roseto da gestire, ricordo all'intervallo 19-34, 15 punti, quindi ha migliorato addirittura di qualcosa. È il pubblico di Roseto, sentiamolo. Siamo sul time out della Cordivari di Roseto. Si rientra con Martigno, Dell'Agnello, Longobardi, Falco e Pieri. Jamal Johnson ancora seduto. Risponde Fabriano, ancora Pell. In questo caso è scelta tecnica perché ha già riposato abbastanza. Sotto canestro, lungo, c'è Benini, Fumagalli, Bucknall, Morena e Malvey, quindi doppio piccolo. Addirittura adesso Fumagalli deve marcare Longobardi. Vediamo se riesce Longobardi a ricevere palla sotto e a fare male.
Falco, bravo, peccato, la tabella non lo aiuta. Rimbalzo di Morena, Fumagalli si ricorda dei bei tempi. C'era un fallo e gli arbitri gli danno sfondamento. Deludentissimo Fumagalli. Un giocatore che tra parentesi ha avuto problemi quest'anno, inizio stagione, non ha iniziato bene come gli altri. Busca per Martigno, pressione sulla rimessa, raddoppio quasi subito, scivola Fumagalli, vedete c'è umidità sul terreno, scivolano tutte e due, ci sarà una pausa, anche abbastanza pericoloso scivolare in queste situazioni. Ho già ricordato, domenica prossima Roseto Trieste. Spettatori, Roseto dopo Pesaro la squadra con più presenze quest'anno nel Serie A2, 2 volte 3.500 persone, una volta 3.000, una volta 4.000 per il Roseto. Per il Fabriano invece ha una media di 2.200, una media che però è stata alzata dal derby della credo terza o quarta giornata con lo Iesi, dove arrivando anche molto pubblico da Iesi che è distante 40 km più o meno, sono arrivati a 3.200. Oggi più o meno saranno 1.200, dall'altra parte ce ne sono 1.000 di Roseto. Signori, 1.000 di Roseto in trasferta. E non è la finale per lo scudetto, né la finale per la salire in Serie A1. Pieri, qui gli potevano anche dare un'infrazione. Pieri subito tira, il rimbalzo è toccato, cerca di sporcare, busca Malvei, Bucknell, ancora Malvei, Fumagalli dal lato opposto, chiama palla Morena, va a cercare Gloria sotto canestro, ci ripensa subito. Una squadra molto strana questa di Fabriano, era stata messa fra le prime 7 di questo campionato all'inizio. Un lob, subito l'aiuto di Dell'Agnello per aiuto, guardate che chiusura, tocca forse Pieri e Roseto, signori, nelle prime 7 non c'era, qualcuno si è scordato forse che c'era Dell'Agnello e Pieri in questa squadra. Busca, dà fastidio su Malvei, lato opposto, Malvei preferisce tornare centralmente, forza da 3, sbaglia, rimbalzo è lungo, Falco consegnato, Busca, tempo 10:21, 36:54, restano 18, non si muove di una virgola la situazione. Pelle ancora in panchina per il Fabriano. Fumagalli marca dal lato opposto, invece su Longobardi c'è Morena, subito c'è stato il cambio, Morena addirittura coi gomiti spinge, falli di squadra, 3 soli, intanto Dell'Agnello a tabellone segna, più 20 di nuovo. 36:56, Malvei, Bucknell, Fumagalli, su di lui Pieri, dà fastidio con la mano sinistra, si torna su Bucknell, Morena chiuso in 2, c'è il tiro di Forti, no, di Benini, rimbalzo rosetano, busca contropiede ma c'è solo Pieri dal suo lato, si dà a Federico, centralmente, palla in attacco, l'ha fatta vedere bene Malvei, ce ne hanno dato uno precedentemente in movimento, l'hanno dato uno sfondamento a Fumagalli che forse non c'era nemmeno quello di Pieri, almeno il metro arbitrale è il medesimo. Terzo fallo, cambio per la Lazzara. Si era 28:48 6 minuti fa, adesso si è 36:56, ma la situazione non cambia, più 20 per il Roseto che come massimo risultato quest'anno ha vinto di 22 ad Avellino, ma non vogliamo pensarci, questo è un altro tipo di partita. Morena, penetrazione, esce il pallone, sfortunatissimo Fabriano in questo senso, la palla era già dentro. 9-10, Forti sulla metà campo prende Pieri, questi è Busca, da Falco è rientrato Pelle da 2 metri a Falco che ha già segnato da 3 una volta. Forti, questi è Longobardi, si muove lateralmente sul fondo, Pelle pronta a stoppare, liberissimo Falco, Pelle deve forzare Longobardi e subisce il fallo di Morena. Il pubblico di Roseto. Può dare il massimo vantaggio alla sua squadra. Più 21 a 8:56. Una di quelle sconfitte che potrebbero bruciare in maniera terribile per un Fabriano che dopo delle giornate alterne poteva e voleva credere in una rinascita. Più 22.
A 8,56 Roseto a questo punto ha la partita in tasca, anche se manca tantissimo. È rientrato Jamal Johnson per cercare di contrastare Pell, che è stato venuto in panchina più dei soliti 3 minuti di fiato. Bucknall, forza, contropiede, in ritardo Fabriano, busca centralmente, un piazzato, lo deve segnare, lo sbaglia, però lo doveva tirare. Fatto bene Leo. Jamal cerca di prendere di sorpresa, perde il pallone e va a toccare di piede il Fabriano, la palla resta alla squadra in attacco alla destra dei teleschermi. Cordivari Roseto, terza in classifica da sola prima di oggi. Ricordiamoci lo scontro Scavolini-Snai, e Livorno perdeva in casa. Se la Scavolini vincesse in casa con Montecatini e Livorno confermasse il risultato negativo del primo tempo, anche se è difficile insomma che il Forlì vinca a Livorno, Roseto tornerebbe al primo posto agganciando gli altri due. Passi di Busca, danno passi. Come da regolamento non si può tenere il pallone senza palleggiare più di 5 secondi. Se c'era un'infrazione forse poteva essere questa. 8,17 Fumagalli, Morena, Bucknall, Longobardi, lo anticipa bene Jamal su Pell, ma c'è delle mani lunghissime, forza tantissimo, rimbalzo lungo di Busca, subito in 3 ad aiutarlo. Busca trova centralmente Pieri, ma preferisce prendere tempo, vuole giocarsi tutto il cronometro e non sbaglia. A 7,58 Dell'Agnello, raddoppiato, si cambia lato, Pieri, Longobardi lateralmente, sentite, si gioca a Fabriano, incredibile, non l'ho mai visto in vita mia una cosa simile. 7,40 Pelle, guardate che giornata, interferenza a canestro. In un'altra giornata Pelle avrebbe tirato giù il canestro. È chiaro proprio che la difesa ha completamente demotivato. Attenzione, qualcosa cambia, credo sia un 1-3-1. Roseto, Dell'Agnello punisce da 3, non c'è trippa per Gatti. 7-14, 38-61 più 23. E il dopo Pozzoli, signori, è questo, se qualcuno aveva dei dubbi. Jamal è eroico su Pell, ho visto la sua testa in mezzo alle ascelle di Pell per cercare di anticiparlo. Quarto fallo di Jamal. Non conta solo se fa il fallo, non conta solo se poi il giocatore va in tiri liberi, conta anche quanta fatica gli fai fare, perché Pell ha perso 340 grammi solamente su questa azione per lottare contro un Jamal Johnson che malgrado non sia 2 metri ha un signor fisico e praticamente le ha fatto sudare 18 canotte per prendere questo pallone, e poi questo si paga anche dalla lunetta in lucidità. Errore di Pell, 38-61. Il pubblico di casa festeggia, anzi scusate, il pubblico di casa è un lapsus in quanto sembrava quasi il pubblico di casa Roseto, che purtroppo per il Fabriano oggi c'è poco da festeggiare. Almeno a 6,48 il tabellone è molto severo a questo riguardo. Busca, nessuno prende grosse responsabilità. Jamal, vedi, ha paura di Pell, ma prende tempo e fa bene. 12 secondi. Pieri ha guardato il cronometro, alza la testa, Longobardi e il suo tiro esce, rimbalzo di Dell'Agnello, tutto bene. Nema problema, dicono in Jugoslavia. 6,23. Dell'Agnello, Longobardi sul fondo, sbaglia, voleva servire un compagno al lato opposto. Guardate Jamal come si sacrifica su Bucknall, che sbaglia, c'è una spinta forse su Busca, che spinge, passa la metà campo, poi prende tempo, pronto a rientrare Benini, ma ormai il pubblico non ce la fa più a sopportare la squadra del Fabriano. Andate a lavorare. E l'obiettivo adesso diventa il Fabriano per il pubblico di casa. Sempre 1-3-1. Sull'angolo e lato debole, la situazione debole l'1-3-1, si fatica. L'invenzione o quasi di Peterson del Billy, tiri dall'angolo, rimbalzo di Bucknall dopo l'errore di Dell'Agnello, contropiede, Forti sbaglia, rimbalzo Bucknall, toccano in tanti, Dell'Agnello salta, recupera Busca che strappa dalle mani di Forti, il pubblico applaude Roseto, è indicativo questo. Grande reattività, una partita bellissima
Il dottor Fossataro, guardate dell'agnello, e il pubblico di casa applaude. Ed è veramente quello di casa questa volta, quello di Fabriano. 39-63. Il pubblico se ne va a 5-0-5. C'è della gente che se ne va, per protesta se ne vanno. E stanno andando via anche molti ultras. Mamma mia, anche questa non l'avevo mai vista. Se ne vanno in segno di protesta gli ultras, e questa è la cosa peggiore che può succedere a una società, e se ne vanno anche dalle tribune. Mamma mia, dopo aver applaudito in segno chiaramente nervoso il Roseto, palla dentro ancora, vedete l'1-3-1 è questo, se non la fai bene è un Karakiri. Se ne stanno andando quasi tutti dal lato dove sono io con la telecamera, ed è un segno chiaro di protesta. Intanto il cameraman è sulla 1000 persone di Roseto, mentre vorrei far vedere anche la gente che se ne va. E questo è un segno di protesta chiaro in confronti della squadra. Incredibile, 4-33, 41-65 più 24, 41-65. Siamo sul time out del Roseto. Ringrazio intanto la TV di Fabriano che sta realizzando il servizio a 4:33. Il Fabriano adesso dovrà ricostruirsi, non è solo questa sconfitta, ma queste persone che se ne vanno a 5 minuti alla fine bisognerà convincerle a ritornare al palazzetto fra 14 giorni, e visto che giocano a Livorno il Fabriano rischia il tracollo. Un grandissimo Jamal Johnson sta facendo i salti mortali, grande cuore per Jamal. Fumagalli busca, da fastidio, un fallo. Beh, non siamo troppo esigenti. Fallo del numero 5 Busca, primo fallo. Fumagalli e Luetta 2 tiri. Ci dicono naturalmente di andare pesanti sul commento sul Fabriano dei tifosi di casa, visto che questa partita veramente è di quelle terribili. 42 punti. Per quanto Roseto abbia fatto bene in difesa, non ha mai tenuto sotto i 50 e sotto i 60 nessuno, e probabilmente oggi riesce a tenere ampiamente sotto i 60, segnando credo almeno 70-75 punti. Fallo del numero 7 Fumagalli, terzo fallo. Vi ricordo intanto il martedì 15 minuti le più belle immagini del campionato del Roseto con interviste, tutti i martedì alle 22 su Rete 8. Mentre personalmente mi sto facendo portatore dell'esigenza di tutti riguardo alle partite del lunedì in trasferta e riguardo naturalmente al problema orari, e la televisione adesso cercherà di fare un sacrificio a livello di palinsesto sempre che sia possibile, ma al di là insomma delle mie responsabilità, come ho già detto, che non sono certo quelle di programmazione, ma anche la programmazione insomma ha due dirette, proprio una diretta il lunedì che finisce proprio intorno alle 23. Purtroppo le trasferte lunghe non si possono trasmettere la domenica sera, adesso vedremo magari di trovare una soluzione il lunedì pomeriggio. Comunque ci sono anche delle repliche pomeridiane spesso e volentieri, però la prima visione della partita esterna lunedì alle 23, a volte è stato anche 23:20, 23:30. So che è penalizzante, più di consigliare magari di registrarla, però insomma io mi scuso anche se no, ecco la schiacciata di Pell che è arrabbiatissimo, ma adesso proprio non serve a niente. Applaude il pubblico di Roseto, sfondamento di piedi, 21 punti di Roseto a 3:27. Martigno. Fallo tecnico al numero 4 Pieri, quarto fallo. Hanno dato anche un tecnico a Federico Pieri. 66 punti di Roseto, 45. Cambio per la Cortivani, esce Pieri ed entra Martigno. Parlano Melillo e Pieri che ha preso un tecnico. Busca,
Pressione sulla rimessa, si cambia lato, attenzione, forse un fallo. È andato abbastanza forte Benini sul pallone, poteva anche fare un po' male a Martigno. Palla resta a Roseto col doppio piccolo per tenere palla in questi restanti 3:19. Dell'Agnello, Morena gli dà fastidio, ben oltre agli altri punti, rischia il fallo e lo fa. Non ha ancora raggiunto il bonus il Fabriano, e per una squadra che deve recuperare vuol dire che non hai difeso, la triste legge dei numeri. Fallimentare anche l'1-3-1 di Virginio Bernardi, e il pubblico di Roseto festeggia. 3-0-6. Busca, cerca di dar fastidio Fumagalli, ma si doveva ricordare di difendere a inizio partita, il primo tempo, quando stava a 2 metri dal portatore di palla e non ci pensava lontanamente a chiamarlo fuori dal gioco. Un blocco di Giamale, i secondi per tirare sono 9. Busca, dentro palla dell'Agnello che purtroppo un po' spinto da Morena, infatti si lamenta un po' con l'arbitro, non arriva bene al pallone. 20 punti da gestire per il Roseto, palla dentro, Appel che realizza. Jamal Johnson 4 falli, pressione sulla rimessa, Busca, sviluppo Griffin, ultimi 2:27 di Griffin con la maglia bianco-azzurra del Roseto. Fallo in lunetta, Busca. Applaudo il pubblico di Fabriano. All'inizio naturalmente, visto chiaramente la passione del pubblico rosetano, c'erano stati dei leggerissimi screzi, le solite cose, insomma, qualche parolina da un lato all'altro che forse si potrebbe anche evitare. Comunque piano piano cresceremo anche in questo. Del resto Roseto ha un grandissimo amore e deve migliorare in tutto, anche in questi aspetti un minimo, non bisogna mai finire di migliorarsi come persone. Sicuramente il rispetto dell'avversario e del pubblico avversario è una cosa sulla quale Roseto potrà insegnare in futuro a molti, ne sono convinto di questo. Importante ricordarlo che questa è una cosa importante. I giocatori devono mettere la palla dentro, i tifosi devono essere quello che sono, splendidi come quelli del Roseto, ma pensare che ci sono altri tifosi che in questo momento naturalmente vivono il loro stesso amore in altri settori, quindi bisogna sempre rispettare il più possibile, almeno che poi non ci siano le provocazioni. Però non mi piace tanto, non vorrei fare polemica, l'inizio gara quando si parla un po' troppo degli altri a livello di cori. Comunque, come al solito, non mi faccio mai i fatti miei. Comunque attenzione, mentre Fabriano pasticcia, recupera Benini, Malvey, Pell sbaglia il suo rimbalzo, fallo di Griffin, non c'è canestro, a 1:30. Comunque, come si dice, il bastone e la carota, ho detto una cosina un po' così, ma non era su Roseto, era in generale, più che altro un commento sul pubblico in generale. Poi quello del basket di confronto magari al calcio è anche nettamente migliore, questo è indubbio. A livello soprattutto di comportamento ci sono certi ultra a Brescia-Bergamo da far veramente accattonare la pelle. Una volta mi ricordo sono stato addirittura aggredito a fine partita Brescia-Pescara a Brescia da delle persone che veramente al posto delle pupille ci avevano una specie di meteorite, non so cosa avessero preso, ma ci hanno aggredito sul ritorno di casa con cinghie, ombrelli, bastoni. Vabbè, gente che poi veramente dovrebbe stare in Bosnia adesso, almeno si sfogherebbe un attimo nel Kosovo. Comunque io sono veramente orgoglioso di essere qui oggi per commentare una partita per una città che ama così tanto la pallacanestro. Speriamo che questa stagione porti tanta fortuna a tutti. 1:07, tanto Roseto deve salvarsi, stoppata di Pell, cerca un po' di problemi Martigno, che a volte non si dimostra quello che è in realtà, vale a dire un play insomma abbastanza basso, ma tira fuori un coraggio da leone e si butta sotto a cercare dei grandi contatti. Lo raddoppiano, perde l'attimo per servire un compagno, poi riesce a dare a Griffin,
Jamal cerca l'assist per Dell'Agnello, recupera il pallone e segna a 48 secondi. Forse è stato il suo ultimo, forse qui c'è un coro, chissà se indovina, vediamo. Su Griffin, vabbè, comunque forse sto facendo troppo poesia, però insomma un giocatore che ha fatto molto bene. Guardate, cerca di fare i numeri Pell, passa la metà campo Martigno a 32 secondi dalla fine in lunetta, 51-69 con 18 punti di vantaggio. Roseto in lunetta, ho già ricordato, domenica prossima Roseto Trieste. Martigno segna, no, sì, segna alle 20:30 la telecronaca in leggera differita, poi la trasferta di Forlì e poi una sosta di una settimana. Malvey cerca l'assist, segna Pell, ammorbidisce un po' la situazione, ma sono già andati via almeno 300-400 tifosi dello Zara. Deve passare a metà campo il Roseto, ci riesce adesso con Jamal Johnson che affida a Griffin. 12 secondi alla fine, busca Dell'Agnello, vuole schiacciare, non ci riesce, la palla schizza, 5 secondi alla fine, finisce col tiro di Malvey dalla lunga distanza che va a segno, 56-71, più 15 Roseto, un grosso risultato e questi sono i fischi del pubblico, ma il pubblico di Roseto sta applaudendo adesso. Applaude una squadra che ha dominato una partita approfittando di una giornata non ottima del Fabriano, ma con una difesa strepitosa che ha concesso 56 punti. 56 punti adesso il Roseto saluta il suo pubblico e Melillo abbraccia Griffin. Vedete Griffin abbracciato dal presidente Martinelli. Guardate Griffin, non so se possiamo stringere su Griffin, lo abbracciano. Lo salutano perché sta per partire il suo fratello Longobardi, così si chiamano. Griffin sotto canestro, saluta i suoi tifosi, speriamo sia un goodbye questo. Vince Roseto 7-1-5-6. Mi scuso, chiudo qui, ho le interviste e poi subito in macchina per farvi vedere questa partita alle 23 questa sera. Se non mi sentirete pregate per me. Arrivederci a domenica. Vittorio Molinari ringrazia anche per la collaborazione la TV di Fabriano.